In questo periodo che personalmente reputo abbastanza di incertezza, i tassi sono cresciuti parecchio. Come possiamo trasmettere un messaggio per far capire alle persone che comunque ci può essere un modo per comprare casa con serenità? Allora, fortunatamente l'ultima legge finanziaria ha prorogato le agevolazioni per i giovani, gli under 36, fino al 31 dicembre e si spera che poi vengano prorogate anche per il prossimo anno e per quelli successivi. Quindi lo Stato ci dà la possibilità per appunto gli under 36 di acquistare un immobile con dei tassi agevolati, quindi inferiori a quello che potrebbero acquistare le persone con l'età superiore, Certo. con durate fino ai 30 anni e soprattutto arrivando anche ad un importo del 100% del prezzo E questo è dell'immobile. molto importante. Esattamente. In più c'è l'esenzione delle imposte sia sui mutui che sulla compravendita. Quindi tutto sommato è un risparmio di più di qualche Parecchie migliaia migliaia di di euro. euro, esattamente. Benissimo.